Questo è soltanto l'inizio, cioè è proprio soltanto l'inizio. Se ci crediamo tutti quanti, se rilanciamo la città, se la smettiamo con i se ma forse, vi garantisco che si può fare 100 volte meglio, 100 volte meglio. È un primo passo, prendiamo le cose, mi rendo conto che ci saranno anche poi delle critiche, le accettiamo tutte, anzi ci segniamo, però la cosa bella è vivete il Natale, cioè, vorrei cogliere forse anche l'occasione per dirlo ai bambini, alle famiglie che hanno più bisogno, alle persone che non trovano il lavoro, a chi è solo, a chi è ammalato, cioè vi faccio gli auguri a nome di tutta la città, a nome delle persone che hanno più fortuna, perché ci vuole tanta fortuna nella vita, vi faccio gli auguri di poter stare insieme. Abbiamo dato una piazza anche così perché riusciamo a stare un po' insieme, perché c'è la solidarietà, perché il ricordo di chi non ha deve essere sempre presente, perché il rilancio dell'economia non è per guadagnare di più, ma è per dare lavoro a chi non ce l'ha, per dare le cose a chi non ce le hanno, non è per ingordigia, è invece proprio perché è l'unica risposta vera, è la vera carità che devi fare a queste persone, è dare il lavoro, non soltanto dare la mensa dei poveri, non soltanto dare quella solidarietà beota che spesso si fa a parole, quei tweet da un bel comodo divano. Bisogna dare il lavoro, bisogna sporcarsi le mani, bisogna ricominciare a ricostruire a Porto Marghera, bisogna ricostruire a Murano il vetro, cioè il Natale ci deve far riflettere per tutte le persone che sono sole, che hanno problemi. Per quelle persone lì noi dobbiamo fare le cose pubbliche, prima di tutto per loro, perché se pensiamo a loro, se pensiamo ai giovani, ai ragazzi che hanno sogni, che vogliono immaginare la loro vita, devono poterla immaginare qui a casa loro, in questa grande città metropolitana, che io sono convinto avverrà. Dobbiamo fare presto, comunque l'acqua delle Dolomiti arriverà al mare, ci arriverà. Noi dobbiamo costruire questa città e deve essere una città per tutti, aperta a tutti ma con delle regole molto chiare, perché così le persone prepotenti devono essere allontanate e devono essere punite, perché devono capire che questa è una città dell'accoglienza, dell'integrazione, ma assolutamente del diritto e della libertà di ognuno, del rispetto di ognuno. Ecco, questo deve essere... È l'augurio che faccio per il Natale. Per il Natale per il 2016. Sì.